I Mocovolli è ancora imbattuto dopo 4 giornate, compreso l'anticipo con Brescia, ed altri 3 punti per le Pantere campioni d'Italia che al Palaverde hanno regolato anche la Epiupomi Casalmaggiore con il quarto 3-0 di questo inizio di stagione. Nonostante l'assenza di Capitan Volos in regia, egregiamente sostituita dalla vice Giulia Gennari, Conegliano ha ugualmente mostrato il suo gioco scintillante, condotta da una Paola Egonu, MVP del match con 19 punti e 3 muri messi a segno. Il primo set è il più bello e combattuto della partita per la gioia dei 4.238 spettatori del Palaverde. Conegliano parte forte con le sue centrali scatenate. De Cruyff, che alla fine siglerà 12 punti, e Rafa Folì, che si ferma tra virgolette a quota 8, scavano il primo solco sul 6-3. Poi proprio Giulia Gennari piazza l'ace dell'8-4. La squadra ospite risponde, ma Egonu la ricaccia indietro fino alla salita in cattedra di Caterina Bosetti, capace di 5 punti nel set. Lei e la campionessa d'Europa Popovic, che si fa sentire a muro, pareggiano a quota 12 dopo il time out dell'ex Marco Gaspari. Le più spreca qualche occasione e ne approfitta Robin De Cruyff con ace e fast, poi ancora Folì per il nuovo allungo 17-14. Sul 20-16 un altro time out rivitalizza le lombarde che si fanno sotto minacciose con la giovane statunitense Cuttino fino al -2, 22-20. Ma le Pantere non vogliono correre rischi e si affidano alla classe e alla potenza di De Cruyff e De Gonu per chiudere 25-21. Nel secondo set partono bene le ospiti fino al 10-7 con l'ace di Popovic, ma dopo il time out di coach Santarelli Limoco si scioglie e ritrova il suo gioco veloce. Ancora De Cruyff e De Gonu pareggiano subito a quota 10, si scatena anche Miriam Silla che a suon di punti in attacco e a muro sigla il 19-14. La mossa del cambio di palleggiatore non dà gli effetti sperati per le ospiti. Si rivede anche Kim Hill per qualche secondo, rientrata da pochi giorni dagli USA. Un'altra spallata al parziale la dà Botezat con la sua battuta 23-15 per poi chiudere 25-16 anche il secondo set. Nel terzo parziale, resistenza eroica che continua per Bosetti e compagni contro un Imoco a tratti straripante, che difende tutto e contrattacca con efficacia, tenendo sempre qualche lunghezza di vantaggio. Casalmaggiore un paio di volte si fa sotto minacciosa, con Cuttino che alterna buoni colpi a qualche malinteso con le sue registe, ma il finale è tutto delle Pantere, che non vogliono correre rischi e si aggiudicano la gara con un netto 25-18 nell'ultimo set.